Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Il governo Meloni boccia il decreto della giunta Schifani sulla rete ospedaliera siciliana, giudicato pieno di incongruenze e criticità sui posti letto e le reti di emergenza. Il Ministero della Salute chiede documentazioni complete e precise per poter procedere. Il Tribunale del riesame di Palermo respinge il ricorso del manager Salvatore Iacolino, indagato nell'ambito dell'inchiesta su mafia e corruzione nella sanità siciliana, ma si annuncia una battaglia legale. Costi gonfiati e fatture sospette nell'inchiesta su eventi per Agrigento Capitale della Cultura. 5 indagati per truffa aggravata e peculato. C'è anche il deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano. Un'auto cade in mare nel porto di Siracusa, a bordo 2 turiste inglesi, madre e figlia di 7 anni, salvate in acqua da 2 passanti coraggiosi. Catania, 2 mesi dal ciclone Harry, siamo tornati nelle zone devastate. Santa Tecla è ancora un paese fantasma, sono arrivati solo i fondi regionali. Falso allarme bomba al centro smistamento delle poste di Catania, è la 4ª volta che vengono trovati finti ordigni con fili e tubi. Calcio, il Catania di Viali guarda la classifica dopo l'importante vittoria di Latina. C'è tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Respinto il ricorso del Trapani, restano i 5 punti di penalizzazione. Ben trovati, intanto apriamo il nostro telegiornale con 2 notizie. Un operaio è morto all'ospedale Umberto I di Enna, dove era stato ricoverato dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori all'interno di un campo di calcio privato. L'uomo sarebbe caduto da un cestello elevatore riportando gravi ferite. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. E un'altra notizia che arriva invece da Gela, perché un 20enne è stato ferito ieri sera a coltellate in un bar. La vittima è stata portata all'ospedale Vittorio Emanuele. Il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente allo stomaco al culmine di una lite. Gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato indagini. E adesso il primo dei nostri servizi che riguarda il governo Meloni. Possono appunto partire delle immagini, perché il governo ha respinto il decreto della giunta di Schifani che ridisegna la rete ospedaliera siciliana. È stato giudicato pieno di disallineamenti e incongruenze. La bocciatura arriva già in fase istruttoria dal Ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci, che ha rilevato documentazione incompleta e poco chiara e insufficiente per una corretta valutazione. Tra i rilievi principali: posti letto cancellati o non assegnati a strutture specifiche, ospedali privi dei reparti specialisti previsti dal decreto e criticità nelle reti di emergenza-urgenza, dai punti di nascita ai servizi per infarto e politraumi. Il Ministero chiede una revisione completa e precisa della documentazione e avverte che eventuali modifiche richiederanno un nuovo passaggio all'ARS e alla Giunta per l'approvazione. Al Tribunale del riesame di Palermo, dove è stato respinto il ricorso del dell'ex manager della sanità Salvatore Iacolino, indagato nell'ambito dell'inchiesta su mafia e corruzione nella sanità. Si annuncia però una battaglia legale, ma anche un nuovo ricorso. Maglio Viola. È battaglia legale davanti al Tribunale del riesame nell'inchiesta su mafia e corruzione in Sicilia che riguarda il manager Salvatore Iacolino e il boss di Favara Carmelo Vetro. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso degli avvocati difensori di Iacolino, ma la difesa presenterà un nuovo ricorso contestando per intero la ricostruzione accusatoria. Si tratta dell'effetto di uno stratagemma giuridico messo in atto dalla Procura, che ha ritirato il provvedimento di sequestro probatorio di 88.000 euro trovati a casa del manager e ha emesso poco prima dell'udienza un nuovo provvedimento di sequestro, stavolta preventivo, con una motivazione diversa. Quel denaro sarebbe, secondo l'accusa, provento di reato. Il nuovo provvedimento fa venir meno il ricorso originale, ma apre un nuovo ricorso. Nel frattempo però il denaro resta sequestrato. La difesa valuterà i prossimi passi, ma ha intanto acquisito il fascicolo con l'intero impianto accusatorio che intende contestare con una serie di documenti e perizie. Gli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro, difensori di Iacolino, puntano a dimostrare la regolarità
validità della procedura di accreditamento dell'Arcobaleno SRL all'Aspe di Messina, che per l'accusa sta alla base dell'intero impianto. Nella medesima udienza, intanto, il Tribunale del riesame ha invece accolto il ricorso di Antonio Lombardo sul sequestro di altri 10.000 euro. Lombardo è l'amministratore delegato della ANSA Ambiente, cognato di Vetro e ritenuto suo prestanome nell'attività. Per il Tribunale non c'erano gli elementi per il sequestro probatorio e ha dunque disposto la riconsegna del denaro. 15 condanne, 5 assoluzioni. Arriva la sentenza del Tribunale di Siracusa sull'operazione denominata Fast Shipping, che ha smantellato un traffico internazionale di ossicodone tra Italia e Stati Uniti. Oltre 90 anni di carcere complessivi inflitti agli imputati, con la pena più pesante, 24 anni di reclusione per Angelo Claudio Passanisi, ritenuto a capo dell'organizzazione. Secondo l'accusa, il gruppo si sarebbe procurato il farmaco in Italia attraverso prescrizioni di medici compiacenti per poi spedirlo illegalmente negli Stati Uniti, dove la vendita è vietata. Si tratta di un farmaco antidolorifico molto potente, appartenente alla famiglia degli oppioidi. Il sistema smantellato dalle indagini coordinate dalla DDA di Catania e condotta da Polizia e Guardia di Finanza a partire dal 2021 avrebbe fruttato circa $600.000. Costi gonfiati e fatture sospette, inchiesta ad Agrigento su eventi legati alla capitale della cultura. 5 indagati per truffa aggravata e peculato, tra cui anche il deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano. Ma sentiamo Davide Sardo. Un'inchiesta scuote Agrigento, costi gonfiati, fatture sospette e cachet lievitati finiscono nel mirino della procura. 5 persone sono indagate per truffa aggravata e peculato. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato il 30 marzo. Tra i nomi spicca quello del deputato nazionale Fratelli d'Italia Calogero Lillo Pisano, coinvolti anche Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Salvo Prestia, direttore della Fondazione Teatro Pirandello, e Calogero Casucci e Laura Cozzo. Al centro dell'indagine ci sarebbero spese ritenute artificialmente aumentate per eventi culturali e turistici legati all'anno di Agrigento Capitale della Cultura. Secondo gli inquirenti sarebbero stati utilizzati artifici per ottenere pagamenti non dovuti. Il peculato riguarderebbe invece la gestione di fondi pubblici. L'atto non implica colpevolezza, ma chiude la fase investigativa. Gli indagati potranno ora difendersi prima della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio. La vicenda arriva dopo mesi di polemiche sulla gestione delle risorse e dei grandi eventi del 2025, già finiti sotto la lente della Corte dei Conti. Intanto la città attende sviluppi, non più spettacoli, ma chiarezza sulla gestione del denaro pubblico. Tragedia sfiorata ieri mattina ad Ortigia, siamo a Siracusa. Un'auto con madre e figlia a bordo è finita in mare durante una manovra per uscire da un parcheggio. 2 uomini si sono tuffati in acqua per salvare entrambe. Francesco Aloi. Niente, io gli ho chiesto il parcheggio alla signora, mi fa 3 minuti e vado via. Poi tutto in un tratto l'ho vista andare indietro, ha toccato un'altra macchina che sarebbe quella e poi l'ho vista andare in acqua. Il racconto della tragedia sfiorata è questo. A bordo dell'auto noleggiata c'erano 2 persone, madre e figlia di 7 anni, inglesi, in vacanza a Siracusa. Ho aperto lo sportello dietro della signora, della bambina, e mi sono tirato fuori subito la bambina. Io non ci ho pensato nemmeno un secondo, ho visto urla, ero qua vicino anche, più altro ho sentito, non sono appena avvicinato del luogo dell'incidente, ho sentito urla della bambina. Per fortuna per le 2 a bordo soltanto un brutto spavento. Tutto è accaduto qui, alla Darsena, verso le 9:30. L'auto era parcheggiata lì, poi ad un certo punto ha urtato quel mezzo che si trova alla mia destra per poi finire in mare. Una fatalità, forse un errore della donna, alla guida dell'auto con cambio automatico, ma c'è chi punta il dito sulla poca sicurezza del parcheggio. Perché giustamente appena che viene una macchina, ci sono tante macchine che vanno direttamente nelle catene, appena che sbagli a mettere la marcia vai a finire in mare, come è stato tante volte è capitato in Ortigia. Una notte di ricerche, di ansia, alla fine non c'era nessuno sotto le macerie di una palazzina di Licata, il crollo nella notte. Davide Sardo. Nessuna persona sotto le macerie.
Si chiude senza feriti né vittime l'allarme per il crollo della palazzina di 3 piani disabitata, avvenuto ieri sera in zona Playa Allicata. Per tutta la notte si è lavorato senza sosta. Oltre 50 vigili del fuoco impegnati, arrivati da Agrigento, Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta. In campo anche le unità cinofile e la squadra specializzata USAR Medium. La svolta nelle prime ore del mattino. L'uomo che aveva lanciato l'allarme ha ricontattato il 112, rintracciato dalla polizia, ha chiarito la sua posizione. Ha spiegato di aver solo ipotizzato la possibile presenza di qualcuno all'interno dell'edificio. Nessuna certezza, nessuna segnalazione diretta. A quel punto sono scattate le verifiche definitive. I cani dei vigili del fuoco non hanno rilevato tracce umane sotto le macerie. Esito negativo anche per le squadre specializzate. Così, con il passare delle ore, la tensione è calata. L'area è stata progressivamente sgomberata. Le unità cinofile hanno lasciato la zona, seguita la squadra USAR. Resta il crollo improvviso di una struttura già disabitata e resta soprattutto il sospiro di sollievo. Nessuno è rimasto coinvolto. A distanza di oltre 2 mesi dal ciclone Harry siamo tornati nei luoghi colpiti dalla devastazione. Santa Tecla, nel catanese, è ancora un paese fantasma. Eva Spampinato. Stiamo raschiando il fondo, la nostra struttura ha subito dei danni di circa 150.000 euro, siamo in continua fase di stima. Santa Tecla è un paese fantasma, dopo più di 2 mesi dalla devastazione portata dal ciclone Harry. Qui il rumore del mare è coperto da quello delle pale che impastano il cemento, delle ruspe che non sono mai andate via, dei muratori che lavorano nel silenzio totale dello Stato. Sono arrivati i primi fondi da parte della regione fino ai 20.000 euro per quanto riguarda le imprese, ma purtroppo ancora viviamo nella totale incertezza perché non si ha alcun tipo di rassicurazione dal punto di vista del governo nazionale. Gli imprenditori turistici nel frattempo hanno perso i clienti che sarebbero arrivati per il carnevale e ora per la Pasqua. Non possono perdere anche la stagione estiva e l'unico modo per ristrutturare è chiedere prestiti alle banche. Non esiste una vera e propria regolamentazione dovuta al ciclone Harry. Non si sa realmente a cosa attingere, non esistono fondi, non c'è una vera e propria cabina di regia che ci dice cosa fare, che ci dà delle programmazioni, ci dà delle scadenze, ci dà ulteriori ristori, quindi si va in banca per conto proprio, si richiede un prestito e si va avanti. Dei milioni annunciati dal governo centrale neanche l'ombra. E adesso la guerra, il caro carburanti, le crisi internazionali complicano ancora di più la situazione. E anche la paura di ritrovarsi privi, di non ritrovarsi delle spiagge ad hoc, delle cittadine ben sistemate. L'Avvocatura Generale della Regione intanto rassicura: la norma regionale si può applicare, quindi non ci sono problemi per i ristori già assegnati e i dirigenti possono continuare a esitare le pratiche. Catania, controlli dei NAS in una mensa ospedaliera della città hanno portato al sequestro di circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Gli ispettori hanno accertato gravi irregolarità nella gestione dei pasti con rischi concreti per la sicurezza alimentare dei pazienti. Il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato. L'intervento rientra in una più ampia campagna dei NAS su mense ospedaliere in tutta Italia, mirata a prevenire contaminazioni microbiologiche e garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Una barca con 56 migranti a bordo, partita il 28 marzo da Sfax, è naufragata a poche miglia dalla costa tunisina. Secondo la ONG Mediterranea Saving Humans, la Guardia Nazionale tunisina ha soccorso 16 persone, recuperato 19 corpi, mentre 21 risultano attualmente dispersi. La segnalazione era stata lanciata da Alan Fon. Mediterranea ha avviato una missione di ricerca partita da Lampedusa. E adesso a Catania, falso allarme bomba al centro smistamento delle poste. Il quarto episodio in poche settimane, aumenta la paura dei dipendenti e indaga la polizia. Tonino De Mana. Tra falsi allarmi bomba, segnalazioni e pacchi sospetti, il centro smistamento delle poste alla zona industriale di Catania vive ore di alta tensione, con le forze dell'ordine che stanno indagando su una serie di inquietanti episodi. L'ultimo si è registrato nella notte, quando uno dei dipendenti si è trovato davanti ad un pacco alimentato da una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili, quanto basta per fare scattare le procedure di sicurezza. La prontezza dei colleghi ha fatto sì che l'allarme
venisse lanciato immediatamente e quindi evacuato il centro di distribuzione di Catania. Artificieri e vigili del fuoco in azione nella struttura di via Enzo Ferrari 30 ed indagini a 360 gradi della polizia. Il plico sospetto, è stato poi accertato, sarebbe stato confezionato in maniera tale da creare allarme. Il presunto ordigno era inoffensivo, ma chi ha interesse ad alimentare questo clima di tensione? In attesa di risposte, l'unica soluzione è rafforzare i controlli. Se oggi, ieri o negli altri episodi la bomba era finta, abbiamo paura che qualcosa di serio possa accadere. Dall'inizio dell'anno è il quarto falso allarme bomba, gli ultimi 2 addirittura in meno di 48 ore. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio, è stata sgomberata la notte scorsa l'ex palestra di Piazza Lupo a Catania, che era occupata da anarchici appartenenti a centri sociali. L'operazione interforze è stata coordinata dalla questura. La struttura era sorvegliata all'esterno da alcuni giovani che non si sono opposti e sono stati identificati dalla Digos. Sul posto si sono radunati dei manifestanti. L'ex palestra è di proprietà del comune di Catania, che prevede di demolirla per realizzare una piazza con area destinata a verde pubblico. Quando la rigenerazione delle periferie si intreccia con lo sport, ieri il ministro Andrea Abodi a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, per un progetto che rientra nel decreto Caivano. Sentiamo Marco Gullà. Superare il concetto di periferia è il mantra che si impone l'amministrazione comunale di Palermo per rivalutare tutte quelle zone del capoluogo siciliano che sono ai margini. E in merito, proprio questa mattina, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della chiesa San Giovanni Apostolo nel quartiere di Borgo Nuovo, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal decreto Caivano. Ma a Borgo Nuovo nascerà anche un campo polifunzionale, lo sport, che quindi può permettere a tanti giovani di intraprendere strade più sane, come ribadisce anche il ministro dello sport Abodi oggi a Palermo. Noi stiamo cercando di andare diffusamente anche con altri strumenti proprio lì dove c'è maggiormente bisogno dello sport e dove lo sport è stato abbandonato, sacrificato, mortificato, ignorato. E poi i lavori per la ristrutturazione della chiesa, cuore pulsante del quartiere. Vuol dire rimettere in gioco la propria fede, il proprio cammino, la propria vita spirituale, perché finalmente una chiesa che vive, che funziona, diventerà il cuore di tutto il quartiere. Questo fa parte, di tutto quel corollario di interventi che l'amministrazione sta cercando di indirizzare verso soprattutto i quartieri più difficili e con maggiori necessità di questa città. Disagio e malessere covano negli adolescenti, come rivelano gli ultimi episodi di cronaca a Catania, un incontro per educare all'uso consapevole dei social e a un patto famiglia-insegnanti. Adelaide Barbagallo. La rabbia che cova, l'aggressione prima solo verbale, poi la violenza. L'ultima scuola con l'accoltellamento di una docente da parte di un adolescente di 13 anni è un'altra strage, per fortuna solo progettata. I ragazzi passano tantissime ore sui social ed è in quella stanza chiusa, lontano dallo sguardo dei genitori, che spesso fenomeni di bullismo e cyberbullismo nascono, dicono gli esperti. Così si intensificano nelle scuole gli incontri di sensibilizzazione. A Catania patto tra ASP e Polizia Postale. Stiamo intervenendo sulle scuole per restituire quella che è l'importanza ai ragazzi dell'attenzione alle emozioni, perché è da qui che dobbiamo partire. I ragazzini conoscono bene i social e internet, ma non sono perfettamente consapevoli dei rischi. La Polizia di Stato non può essere l'unico attore in questo contrasto. Le famiglie, la scuola devono giocare un ruolo sempre più importante. Proprio in questo istituto tempo fa abbiamo fatto un incontro con i genitori. Non erano tantissimi, così come non sono tantissimi purtroppo negli incontri quando andiamo nelle scuole. A scuola è difficile il ruolo degli insegnanti, chiamati ad educare al rispetto, a intercettare segnali di disagio, se poi in famiglia non c'è la stessa attenzione. Viviamo un momento difficile di tensione, di paura, di disagio da parte delle giovani generazioni che hanno bisogno di adulti al loro fianco.
Coltelli in classe? Assurdo, dice il ministro Valditara, mettere i metal detector in tutte le scuole. Intanto l'ufficio scolastico regionale ricorda che contro il bullismo è attivo il numero verde gratuito 800 280 000. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torneremo tra poco con il calcio. Siamo al calcio, il Catania di Viali guarda la classifica dopo l'importante vittoria di Latina, ma anche al futuro che regala del tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Marco Carli. Di segnale in segnale il Catania va avanti, in classifica, nella convinzione e anche nell'ottica di un fattore che Viali pensava di non avere a sufficienza, il tempo. La vittoria di Latina, la sconfitta della Salernitana e il pari fra Benevento e Cosenza rendono quasi equidistanti la prima piazza, il Benevento è a +9 dai rossazzurri, e la terza, con Cosenza e Salernitana a -8. E con Catania Picerno e Salernitana Benevento all'orizzonte, ecco il fattore tempo. Se i sanniti restano a un passo dalla promozione diretta, nonostante il derby campano di lunedì di Pasquetta, che comunque toglierà punti ad almeno una delle due contendenti, se non ad entrambe, il Catania per lo stesso ragionamento ha realmente blindato la seconda piazza a 4 giornate dalla fine. E questo appunto produce il tempo di trovare gli automatismi migliori, di reinserire i giocatori come forte e di rendere la difesa meno soggetta ai rischi. E poi, se il secondo posto sarà, come la classifica attuale suggerisce, significa partire dal 17 maggio, dal secondo turno della fase nazionale. Ciò vuol dire che manca un mese e mezzo. Viali lo sa e ne vuole approfittare anche per rispettare il primo obiettivo per cui è stato chiamato: riempire l'area e dare molte più opzioni in attacco, perché il Catania possa sempre segnare più dell'avversario. Bruzzaniti sta venendo fuori e con Cicerelli che ritorna nella migliore condizione e Caturano in futuro appoggiato da un'altra punta di ruolo, i rossazzurri possono pensare ai playoff con meno pressioni e con il tempo che serve. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, la prossima edizione del nostro telegiornale alle ore 14. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Emanuela Corsi.